Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo del bollettino, come di consueto. Sono 22 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria che portano il totale dei contagiati a 691. Le vittime sono salite a 41 mentre i guariti sono 23, effettuati nelle ultime 24 ore 719 tamponi. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 9.034 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 691, 22 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 8.343. Territorialmente i casi positivi sono così suddivisi. A Catanzaro 46 in reparto, 9 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare, 9 guariti e 14 deceduti. A Cosenza 57 in reparto, 2 in rianimazione, 118 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 12 deceduti. A Reggio Calabria 35 in reparto, 6 in rianimazione, 145 in isolamento domiciliare, 11 guariti e 10 deceduti. A Vibo 4 in reparto, 2 in rianimazione, 33 in isolamento domiciliare e un deceduto. A Crotone 21 in reparto, 65 in isolamento domiciliare e 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.293, così distribuiti: a Cosenza 3.055, a Crotone 1.326, a Catanzaro 1.203, a Vibo Valencia 575 e a Reggio Calabria 3.134. Le persone giunte in Calabria da zone a rischio e che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono attualmente 12.814. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Ma salgono a 13 le vittime a Cosenza a causa proprio del coronavirus. L'ultima in ordine di tempo è un'anziana di 91 anni di Rogliano, ma c'è anche un guarito. Vediamo. Si aggrava il bilancio delle vittime di coronavirus nella nostra regione. A Cosenza si registra un altro decesso nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata. Si tratta di una donna di 91 anni di Rogliano, centro che dopo l'ordinanza della Presidente della Regione Iole Santelli è stato chiuso perché considerato focolaio. L'anziana era stata ricoverata ieri nel reparto del nosocomio Bruzio perché le sue condizioni si erano aggravate e oggi il decesso della donna. Nello stesso reparto è ricoverata anche la figlia, ma lei era già tra i pazienti sotto osservazione da tempo. Intanto si sono aggravate le condizioni di uno dei carabinieri che prestano servizio nella caserma di Rogliano, risultato positivo nei giorni scorsi al Covid-19, per il quale è stato necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione. A Cosenza dunque salgono a 13 i decessi dopo il bollettino odierno diramato dalla Regione Calabria. La notizia positiva riguarda una persona guarita che era ricoverata all'ospedale di Cosenza. Un uomo di 55 anni di Rogliano che è stato dimesso e curato con il farmaco sperimentale usato per curare l'artrite reumatoide. Ma la Calabria è in linea con la maggior parte delle regioni italiane per numero di tamponi effettuati, ma si registra una carenza soprattutto nella provincia di Cosenza. Uno screening più ampio sulla popolazione permetterebbe di scovare soggetti asintomatici e tenere sotto controllo, la diffusione del contagio in aree interessate da focolai. Ma qual è la situazione dei tamponi in Calabria? Ci sono? Ne vengono effettuati a sufficienza? C'è davvero una carenza che riguarda soprattutto la provincia di Cosenza? Domande più che lecite, visto che al momento si tratta dell'esame più affidabile per scoprire la positività al Covid-19 e che la rilevazione della positività, anche in soggetti non sintomatici, è fondamentale per prevenire la diffusione del contagio. Negli ultimi giorni l'estensione dei controlli sul personale medico e paramedico in servizio nelle strutture sanitarie calabresi ha sgombrato il campo dal pericolo che pazienti e operatori stessi venissero contagiati da eventuali soggetti positivi ma asintomatici presenti negli ospedali. 8.315 i tamponi effettuati ad oggi in Calabria, ma la percentuale dei soggetti sottoposti all'esame è molto bassa se si prende in considerazione la popolazione regionale, più o meno in linea con il resto del paese, fatta eccezione che per alcune regioni come Veneto, Trentino Alto Adige
Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, che hanno intensificato le campagne di screening. In Calabria siamo sotto l'1% della popolazione. Il 1° aprile, ad esempio, nei laboratori regionali sono stati analizzati 654 tamponi. Non pochi, ma a quanto pare ad alzare la media hanno contribuito gli esami effettuati a Reggio Calabria e Catanzaro, mentre a Cosenza ne sarebbero stati eseguiti meno di 100. La fornitura fortunatamente è in arrivo e sarà fondamentale per continuare a monitorare il territorio, soprattutto nelle aree interessate da casi isolati che potrebbero sfociare in focolai più consistenti o in località dove sono già presenti focolai ma non sono stati effettuati controlli su quella parte della popolazione potenzialmente a rischio. E Oriolo è l'ultimo comune blindato in ordine di tempo da un'ordinanza emanata proprio ieri sera dalla governatrice Santelli. Salgono a 15 comuni chiusi per decreto dalla governatrice della Calabria Iole Santelli, l'ultimo in ordine di tempo Oriolo, che diventa così zona rossa dopo i casi di contagio da coronavirus accertati. E intanto Iole Santelli interviene sulla vicenda di Chiaravalle, una brutta storia, dice. I pazienti dell'RSA sono sempre stati assistiti dalle unità del 118 e dagli operatori che erano risultati negativi ai test. Gli operatori che erano risultati positivi li abbiamo da subito mandati in una struttura per la sorveglianza attiva a Catanzaro Lido. Vedete, secondo le linee guida, noi avremmo dovuto mantenere chiusa, nel senso blindare l'RSA e tenere tutti là fermi. Avevamo però un problema. Le condizioni dell'RSA, fin dalla prima visita dei NAS, che io personalmente ho chiamato subito, non ci consentivano di stare sicuri sulle condizioni igienico e sanitarie della medesima RSA. Abbiamo successivamente mandato per varie volte il personale sanitario, abbiamo garantito l'assistenza minima, abbiamo garantito i pasti. Purtroppo, ribadisco, non possiamo eseguire il protocollo che ci dà il Ministero della Salute, che ci avrebbe obbligato a tenere lì fermi gli anziani positivi, perché non ce lo consentono le condizioni di quell'RSA. E dopo vari tentativi che anche l'ASP di Catanzaro ha espletato in vari ospedali e altre strutture, oggi la Regione ha rotto gli indugi e ha dovuto decidere per conto di altri. Quindi abbiamo disposto il trasferimento a Germaneto. Contemporaneamente abbiamo anche disposto la sospensione e l'avvio della revoca per l'autorizzazione all'RSA stessa e il divieto di nuovi soggiorni. È una misura molto dura, una misura che deriva dalle condizioni in cui abbiamo trovato questa RSA. Io ho sentito il proprietario dire sulle televisioni che voleva il trasferimento, peccato che oggi, quando sono arrivate le autoambulanze, c'è stato un problema perché le avevano bloccate e non volevano fare i trasferimenti dei pazienti, sono dovuti intervenire i carabinieri. Oggi ci sono i carabinieri davanti all'RSA, il trasferimento dei pazienti sta avvenendo sotto il loro controllo. È una situazione veramente brutta, ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità, ma sinceramente io credo di aver fatto quanto fosse umanamente possibile. Parliamo adesso di un'altra RSA, quella di Santa Maria di Bocchigliero, che ospita ancora 16 pazienti, di cui 12 positivi al coronavirus e 4 invece negativi. Una situazione da tenere sotto controllo. Il sindaco Alfonso Benevento attende ancora che alcuni dipendenti della struttura e altri soggetti vengano sottoposti al tampone per scongiurare il rischio di estendere il contagio anche fra la popolazione. Ci sono ancora 16 ospiti nella casa di cura di Bocchigliero, diventata focolaio di coronavirus. 12 sono positivi, ma non c'è stata necessità di ricovero. 4 sono risultati negativi e sono isolati all'interno della struttura. Ieri si è registrato il primo decesso di un anziano che era stato trasferito nell'ospedale di Rogliano. Si tratta del nostro primo decesso inerente alla positività riscontrate nel comune di Bocchigliero.
Di contro però una notizia positiva, e l'ASP ci ha comunicato che una dipendente che era riscontrata al tampone risultava positiva, invece da un'ulteriore verifica è emersa la sua negatività. Quindi questo ha consentito in primis alla dipendente chiaramente di fuoriuscire da quelli che erano gli obblighi di quarantena e di conseguenza a tutti i suoi contatti familiari e non di fuoriuscire anch'essi da questa quarantena. E gli altri casi rimangono purtroppo positivi e sono i 4 dipendenti più i 12 anziani che ancora sono presenti nella struttura sanitaria. A questi chiaramente vanno aggiunti i 4 che sono negativi e che sono all'interno della stessa struttura, isolati in una zona in modo tale da evitare il contagio. E siamo in attesa, in contatto ormai da giorni con l'ASP, con il Dipartimento della Salute della Regione Calabria, per chiudere un po' questo monitoraggio e far sì che finalmente possano essere effettuati i tamponi anche ai dipendenti che continuano a lavorare all'interno della struttura e di estenderli pure a tutti quegli operatori che si stanno prodigando per cercare di sopperire a questa emergenza. Adesso ci spostiamo sul Tirreno Cosentino, dove lamentano la mancanza di mascherine per gli operatori sanitari. Sentiamo la testimonianza di un medico. Un attimo solo. Sentiamo la testimonianza di questo medico sul Tirreno Cosentino. Bisogna combattere il virus e farlo con le armi giuste. La denuncia è di Cosmo De Matteis, che parla della carenza dei più semplici strumenti di protezione sul Tirreno Cosentino. Sono da poco rientrato in servizio come medico in pensione per dare una mano ai tanti colleghi. Ieri abbiamo appreso dal Borrelli, il capo della protezione civile, che le mascherine che ci sono state date in questi giorni, e qui anche da noi sul Tirreno, sembra che non siano idonee, per cui sono state date le mascherine ai medici, che in effetti sono idonee solo alla popolazione civile, perché non hanno contatti diretti con i pazienti. Siamo in una situazione paradossale. Noi non siamo certo eroi, ma non vorremmo essere neanche martiri. In questo caos tra regione e nazionale stiamo mandando medici allo sbando, soprattutto tanti giovani medici che si trovano a combattere senza armi. Adesso vi facciamo sentire l'appello toccante della moglie di un militare contagiato dal Covid, che rivolge al Presidente del Consiglio Conte. Caro Presidente Conte, sono una cittadina italiana, moglie di un militare dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nella stazione di Rogliano. I nostri angeli silenziosi non sono tutelati, neanche nelle peggiori situazioni. Proprio come in questa pandemia che ha colpito duramente il nostro paese, mettendolo in ginocchio. Nonostante i suoi sforzi, la Calabria non risponde e al limite non può farcela. Le istituzioni qui non funzionano, non aiutano. Tutti ci hanno abbandonato. Il calvario della mia famiglia è iniziato il 14 di marzo, quando mio marito ha iniziato a manifestare uno stato febbrile che inizialmente poteva sembrare una semplice influenza stagionale. Abbiamo comunque avvisato tempestivamente il nostro medico e chi di dovere, ma tutti ci hanno dato la stessa risposta. Non create falsi allarmismi. Nonostante le nostre innumerevoli telefonate a medici, 118, Arma dei Carabinieri, nessuno, e dico nessuno, voleva sottoporre mio marito al tampone. Fino al giorno in cui ho manifestato una crisi respiratoria e, portata d'urgenza con il 118 all'ospedale Annunziata di Cosenza, hanno finalmente sottoposto mio marito al tampone, sentenziando che si era perso troppo tempo. Mio marito è risultato positivo al Covid-19. Niente, e dico niente, può placare lo sconforto per quello che si poteva fare prima e non si è fatto, per la sensazione di abbandono da parte di tutti, sconforto che ha lasciato posto alla rabbia, quando, nonostante tutto, la risposta a quell'esito positivo
ancora una volta è stata la discrezione. Sì, Presidente Conte, ci hanno chiesto discrezione e omertà perché incapaci di fronteggiare un'emergenza simile, che successivamente ha colpito altri colleghi di mio marito. Allo stato attuale le famiglie di questi colleghi non sono ancora state sottoposte a tamponi. Tutti danno la stessa risposta: non ci sono tamponi. Presidente, mi rivolgo a lei nella speranza che da oggi qualcosa possa cambiare, che possano finalmente arrivare aiuti concreti per la sanità calabrese, ormai al collasso, senza più dover sentire che noi non siamo una priorità. Ed ora parliamo del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, che annuncia che sarà esteso il controllo sanitario tramite i tamponi. Inoltre sono pronti i moduli per la richiesta del bonus spesa, ma attenti allo sciacallaggio. A Reggio Calabria ci saranno più tamponi per monitorare l'emergenza coronavirus, lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Falco Matà. Ho dato mandato all'ufficio di ragioneria di fare un prelievo dal fondo di riserva per acquistare tamponi da distribuire sia al Grande Ospedale Metropolitano che all'ASP. Faremo un primo contributo per 2000 tamponi, siamo nelle condizioni e vogliamo naturalmente fare di più, però è chiaro che è importante che prima vengano fatti questi 2000 tamponi, perché soltanto aumentando il numero di tamponi avremo un quadro chiaro della situazione coronavirus in città. Inoltre sul sito del Comune di Reggio Calabria è disponibile il modulo per la richiesta del bonus spesa e quello relativo alle disponibilità degli esercenti commerciali, ma attenti ai falsi che purtroppo stanno circolando. Stanno circolando già da ieri dei moduli falsi, non ci badate perché è puro sciacallaggio, collegatevi soltanto sul sito della rete civica cittadina. Infine funziona il progetto della spesa sospesa. Ringrazio lo straordinario cuore dei cittadini di Reggio Calabria che non ha esitato un istante a riempire il carrello solidale con qualcosa in più per chi ne ha bisogno. Ringrazio i tantissimi esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa e che ancora potranno continuare a farlo inviando una mail all'indirizzo sindaco@regiocal.it. Adesso ci spostiamo a Morano Calabro, dove sindaco e giunta rinunciano alle loro indennità fino a dicembre per comprare un ventilatore e altro materiale necessario da consegnare all'ospedale di Castrovillari. Hanno rinunciato alla loro indennità di carica il sindaco di Morano Calabro e la sua giunta per l'acquisto di un ventilatore polmonare e altri accessori necessari in questo periodo di emergenza da donare all'ospedale di Castrovillari. L'abbiamo fatto con il cuore perché riteniamo che questo sia un momento molto particolare per l'Italia e per le nostre comunità. E abbiamo capito per il momento di fare un gesto di responsabilità e di solidarietà. Per cui abbiamo pensato al territorio e alla nostra sanità, che io ritengo sia una sanità malata, finanche nelle strumentazioni che vengono utilizzate, e ai nostri cittadini volendoli fornire i dispositivi di protezione individuale che secondo me non servono solo per questa emergenza, ma serviranno per un po' di tempo. Lo abbiamo pubblicizzato forse solo per questo, per creare una possibilità di esempio, in altri amministratori che possano fare la nostra stessa scelta. Questo significherebbe dotare gli ospedali di strumentazione e le popolazioni di affrontare con più sicurezza, con più unità, avendo i dispositivi di protezione individuale, questo momento che è brutto per tutti. L'emergenza Covid nella mia collettività la si vive così come la stanno vivendo tante altre comunità. Devo dire che c'è una parte della comunità che segue le regole, un'altra parte invece che ha bisogno di una tiratina d'orecchie. Io non mi stancherò di ripetere che dobbiamo restare a casa perché l'unico modo, insieme con l'aiuto di Dio che abbiamo, è sconfiggere questo nemico invisibile.
Adesso parliamo dell'eurodeputata Laura Ferrara, che lei parla dei fondi comunitari e di come impiegarli anche in questa fase di emergenza. L'europarlamentare Laura Ferrara, in questo momento di crisi ed emergenza in ambito sanitario per il Covid-19, lancia un messaggio al governo regionale affinché riprogrammi le risorse dei fondi europei anche per misure di sostegno al reddito e per aiutare micro e piccole imprese del territorio calabrese. È necessario utilizzare le risorse non impegnate di tutti i POR 1420 verso ogni azione e spesa utile a fronteggiare l'emergenza da coronavirus, attraverso l'adozione di procedure semplificate e sburocratizzate. Partendo dai 140 milioni di euro previsti per la realizzazione della metropolitana leggera Cosenza-Rende, che si potrebbero liberare nel breve e medio termine, considerato l'evidente ritardo del progetto. Ritardo certificato peraltro dalla stessa Commissione che invitava l'autorità di gestione a rimodulare le risorse già a dicembre. Ecco, alla luce del difficile momento e della recente proposta legislativa della Commissione finalizzata proprio a liberare e spendere rapidamente fondi europei tuttora non impegnati e a rimodularli in base alle necessità, ecco, le regioni potrebbero utilizzare le risorse non impegnate dei POR 1420. Promuovere ad esempio misure di sostegno al reddito, aiutare le micro e piccole imprese del territorio a ripartire con finanziamenti mirati. Interventi concreti e che rispondano alle attuali esigenze del territorio. La Regione Calabria non perda tempo e lavori in questo senso perché la possibilità di utilizzare queste risorse è concreta, soprattutto se i nuovi progetti volti a fronteggiare l'emergenza verranno predisposti e deliberati in tempi rapidi. E questa mattina invece davanti l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza il gesto di ringraziamento da parte dei vigili del fuoco della provincia, ai sanitari, ai medici e agli infermieri. Vediamo. Le sirene spiegate in segno di ringraziamento al personale sanitario in prima linea nell'emergenza Covid, così anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno voluto testimoniare il loro supporto in questa lunga ed estenuante battaglia. Eccoli davanti l'Annunziata di Cosenza. C'è una nota dell'Unione Ciechi di Cosenza che informa gli oltre 2.500 non vedenti della provincia Abruzia che, visto il nuovo DPCM sulla proroga delle misure restrittive della libertà di movimento, l'assemblea statutaria che era prevista per giorno 4 aprile 2020 è stata rinviata a giugno di quest'anno. Adesso la cronaca: è stato freddato con colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata. Un 27enne è stato assassinato nella tarda serata di ieri a Mileto. Vediamo. Si scava nella vita privata di Francesco Palmieri, muratore di 27 anni, ucciso nella tarda serata di ieri a Mileto, centro, a pochi chilometri da Vibo Valentia. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione e del comando provinciale di Vibo, coordinate dal procuratore Camillo Falvo. Sono stati i residenti della zona ieri sera, dopo le 22, a dare l'allarme dopo aver sentito il rumore degli spari. In pochi minuti sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri. Il 27enne era riverso a terra in una delle stradine del quartiere Lupa di Paravati, frazione di Mileto. È stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane, ma è morto durante il trasporto allo Iazzolino di Vibo. Il 27enne, secondo quanto si è appreso da alcuni mesi, era rientrato dall'estero. La sua è una famiglia di agricoltori molto conosciuta in città ed estranea a dinamiche criminali. I militari dell'Arma in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto. Gli investigatori non escluderebbero che il movente dell'omicidio possa essere legato a questioni personali, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
L'aria fredda che ha provocato il veloce peggioramento di ieri, con nevicate a bassa quota sui versanti ionici del Cosentino e dell'Alto Crotonese, ormai è in allontanamento, lasciando spazio a un tempo ancora fresco con possibilità di piogge sparse. Domani nuvoloso con piogge sparse su Calabria centro-meridionale e versanti ionici cosentini. Deboli nevicate su Sila oltre 1600 metri e su Pollino oltre 1400-1500 metri. E sulle vette aspromontane. Minime in aumento grazie alla maggiore copertura nuvolosa, massime stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani tutti i mari, da poco mossi, vedranno aumentare il loro moto ondoso, soprattutto lo Ionio che diverrà molto mosso, mentre il Tirreno generalmente mosso. Venti che tenderanno a disporsi ovunque, da nord-est moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Adesso vi lasciamo alla copertina realizzata dal professore Confessore. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Coronavirus ci ha colpito. Pensa di vincere. Noi rimaniamo a casa. Loro lavorano in silenzio. Presto saremo pronti. Attaccheremo. E vinceremo. Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza.